Eccoci qua, siamo tornati, io accelero subito con queste sigle per non perdere tempo perché so che a breve ci sarà Maurizio, un telespettatore che vuole dire la sua e non vedo l'ora, e subito dopo parleremo anche con Gianni Satini che è il presidente di un'altra sigla molto importante, il FAI Veneto. Bene, allora io attendo il nostro Dennis che stia in questo momento, contattando il nostro telespettatore. Se vi va, anche voi diteci la vostra, perché magari qualcuno tra voi è proprio inserito in questi tipi di categorie. Un'altra cosa che mi spaventa, oltre a queste vertenze che stanno pian pianino esplodendo, e ben venga, è il fatto che comunque avrai delle tutele anche poi sanitarie, facciamo gli scongiuri personali completamente differenti, cioè delle tutele che magari nel contratto di Romania hai un tot di rimborsi se succede qualcosa, invece in Italia no? Sarà tutelato con il contratto rumeno e non so cosa appunto, preveda nel è caso quello anche che specifico, mi perché spaventa. quello che interessa in questa fase di dura realtà economica è portare a casa l'economia. Per il futuro ci si penserà, Allora, questo è lo spirito. Walter, abbiamo Maurizio al telefono. Buonasera Maurizio, grazie per averci chiamato. Non so Grazie, se sia buonasera del a settore o tutti. no, le lascio la parola, se deve domandare o dire la sua. A lei, prego. Sì, sono Maurizio, chiamo da Strada, la Riviera del Brenta. Prego. No, sono un autotrasportatore, però volevo fare una precisazione. Non è vero che assumono i camionisti rumeni perché il lavoro è faticoso, non vogliono Sì. fare. Perché il problema dei contratti rumeni esiste anche su un'altra categoria, che è quella dei medici. Perché un mio caro amico di paese, che è un medico, Sì. per poter lavorare si è aperta una famosa partita IVA ed è un precario, lavora mese per mese, Sì. San Giovanni di Piave, Jesolo. Esatto, dove trova? Guadagna 13, non ci sono misteri, guadagna 13 euro all'ora. Gli ha detto, io non posso decidere quanto guadagnare. Perché, ha detto, all'ospedale di San Donà di Piave hanno fatto entrare medici rumeni e moldavi che lavorano anche a meno di 13 euro all'ora. Sì, quindi avendo una... Io prendo atto di quello che sta dicendo perché purtroppo non so se sia così o cos'ha, quindi è lei che me lo racconta. Quindi avendo una concorrenza così forte, così sleale, è logico che poi uno prende quello che... Si sta tornando alla fin fine alla rivoluzione industriale inglese. Sì, ma non ce ne sono mica medici italiani, ce ne sono quanti ne vogliono. Quindi non è un discorso perché non trovano, perché nessuno vuole fare qua là, o il camionista o il medico, perché ce ne sono quanti ne vogliono. Ma dove devono pagarli questa gente? Abbiamo perso qualità. Quando un medico rumeno, moldavo lavora, io non mi fido, cioè meglio i nostri medici. Chi è che si fida di mettersi le mani da un medico rumeno? Non lo so, questa è una sua opinione, insomma, io non è che guardo tanto questo, quell'altro, perché, le spiego il perché. Siamo noi italiani che poi spesso, ultimamente, stiamo facendo i famosi viaggi per andare a risparmiare proprio in quei paesi per la sanità, per rimettere a posto i denti. C'è gente che va... È italiana, le dico la verità. Prego. Io preferisco la sanità italiana. Sì, sì, lei è libero logicamente di scegliere perché è un cittadino italiano e la fortuna appunto nostra è proprio quella di essere liberi e di scegliere quello che per noi è il meglio. Stavo riflettendo insieme a lei... Il dentista, io vado dal dentista da tanti anni vicino casa perché è bravo. Cioè, non so, non darei mai a fare un viaggio lontano per curarmi i denti. E dopo se mi succede qualcosa, dove vado a sbattere la testa? Esatto, questo è un dubbio, è un forte dubbio che appunto i nostri medici spesso rimarcano. E volevo solo puntualizzare questo. Certo, ha fatto bene a chiamare. Va Cristian, bene, la ringrazio, buonasera. Grazie. È bello, no? Perché comunque il gioco di iReporter per te è proprio questo, lasciarvi la possibilità di o fare domande o di sollevare dei dubbi. E il dubbio rimane. Qualità, non qualità, concorrenza, difficoltà, perché è un lavoro duro. Ecco, rispetto a quello che ha detto il nostro telespettatore, è sicuramente d'accordo con lui quando dice non è un problema sulla difficoltà dell'esercitare l'attività di autotrasportatore, perché abbiamo un sacco di ragazzi che sono disponibili a lavorare a condizioni umane. Walter, ok, allora perché ci sono settori
tipo l'agricoltura, Non è che i il nostri nostro ragazzi e arrivano dall'estero il nostro e caso guadagnano solo- un botto di soldi. non- E anche questo è un settore tanto duro, difficile, sei sì, sempre in giro, non vedi più nessuno, la famiglia. ma non è questo il problema per cui ci si rivolge all'estero è per far lavorare il nostro ragazzo italiano con una contribuzione Certo, bassa. per risparmiare, Solo una ma certo, questione io di... questo lo capisco. Perfetto. Ero Nel nostro rimasto caso anche un no, po' al no. discorso di Romano, sul fatto anche No, no. concorrenziale No, in spirito di maniera sacrificio c'è da parte sleale. delle persone che vogliono lavorare, non è questo assolutamente il problema per il nostro settore. Il nostro settore è cercare di normarlo in modo decente a questo punto, neanche eccellente, decente sarebbe già un grosso risultato, però naturalmente non possiamo farlo né io né te, lo deve fare qualcuno che ha il dovere di normare la situazione in modo adeguato. Per quanto riguarda il problema È che posto dall'autotrasportatore, in Italia siamo proprio bravi a fare una legge gabbato lo santo, come è si una dice? cosa, sì, ma anche perché viene permesso di fare tutto ciò. La situazione che descriveva prima l'autotrasportatore, che è riferita al quadrante Europa di Verona, non è riscontrabile in nessun'altra parte della vecchia Europa. In Germania non esiste al mondo che ci sia un autotrasportatore che bivacca in pianta stabile per una settimana facendo trasporti in Germania non essendo tedesco. Quindi in Italia si può fare perché evidentemente È permesso. no, non è permesso dalla legge, è permesso dalla mancanza di controlli Vabbè, mirati. permesso intendo quello, nel senso se nessuno ti bastona, tu continui. Però è veramente Abbiamo assurdo, Gianni Satini al telefono, presidente del FAI Veneto. Grazie per essere a nostra disposizione, Gianni. Io volevo una battuta, quindi voglio sentire anche tu cosa ne pensi per quanto riguarda questi contratti rumeni. A te la parola. Emiliano, buonasera. Buonasera. Walter, buonasera. Ciao Gianni. Con Walter ci seguiamo da tanti anni, quindi la materia la conosciamo. Certo. Va bene, problema dei rumeni in Italia. La domanda è: per quale motivo ci sono i rumeni in Italia o per quale motivo le aziende italiane vanno all'estero, assumono rumeni e poi li fanno venire in Italia? Probabilmente c'è un problema di costi, perché altrimenti io non credo che delle aziende andrebbero a prendere dei autisti da un'altra parte, giusto? Sì, certo. Avendo la possibilità dipende dal territorio. Appunto. Allora, se questo non accade, evidentemente c'è una motivazione forte. Questa motivazione forte, che è il costo del lavoro, e questo è evidente ed penso che sia riconoscibile in qualsiasi momento, insomma, della nostra attività, dovrebbe essere evidentemente l'argomento che ci conduce nel dibattito. Allora, un costo del lavoro che non consente a un'azienda italiana di essere concorrente con le aziende estere è evidentemente un elemento che discrimina la possibilità per un'azienda italiana di svolgere la propria attività all'estero. Cominciamo dall'estero. Allora, io per poter essere concorrenziale con un'azienda estera ho bisogno di avere un costo del lavoro che sia competitivo con il dipendente estero e quindi vado o ad aprire all'estero o assumo un dipendente attraverso un contratto di somministrazione internazionale piuttosto che il distacco per poche aziende, soltanto le aziende più strutturate possono fare il distacco, ma il senso di tutto ciò è ridurre il costo del lavoro. Allora io se sono un'azienda internazionale e ho concorrenti internazionali, devo per forza fare un'operazione di questo tipo. I peggiori aprono all'estero e chiudono in Italia, i migliori aprono all'estero e tengono aperti anche in Italia. Poi abbiamo il lavoro che viene invece svolto in Italia e quindi in Italia io ho tendenzialmente esclusivamente dei concorrenti italiani. Sì. Questo non accade perché sono aperte, le merci possono girare liberamente e le persone possono girare liberamente. Sì. Ci sono norme precise europee che consentono di fare un certo tipo di attività e all'interno di queste norme europee, se l'azienda si muove, e questo è fattibile in tutta Europa, non soltanto in Italia, all'interno delle norme, se uno le rispetta, le applica e nessuno gli può dire niente. Cosa può succedere? E i fenomeni ci sono, non soltanto nel nostro settore dell'autotrasporto, ma anche in altri settori. Può esserci chi abusa di queste norme. Perché ne abusa? Perché sa che i controlli probabilmente
mancano. in qualche modo riuscirà ad Esatto. che riuscirà ad evitarli in qualche modo, perché magari i controlli riguardano norme magari poco conosciute, e su questo discorso dei controlli sarebbe bello aprire anche qualche volta un dibattito, perché se le norme sono conosciute anche gli organi di controllo sono in grado di certo. applicarle. Esatto. E se le norme sono approssimative, come spesso succede, perché in Italia si legifera molto spesso in maniera approssimativa, perché sono spazi interpretativi che poi sono micidiali però per l'operatore economico, succede che c'è chi ne abusa e non si sa mai quando si abusa o quando invece si è norma. Ma a prescindere da tutto ciò, il risultato finale è un depauperamento di questa nazione che è, insomma, sconvolgente è dire troppo, però preoccupa. Allora, questo fenomeno non è un fenomeno che parte oggi con un articolo sul Mattino. Certo, è un qualcosa per il vostro settore già conosciuto da che tempo. parte qualche anno fa. Esatto. Allora, noi associazioni, al sindacato dei lavoratori, oltre che al ministro del lavoro delle varie epoche, dei vari governi, più volte abbiamo detto state attenti perché c'è un fenomeno molto preoccupante, l'Europa consente di fare certe operazioni. Alle nostre aziende, come veramente, ma accade veramente così, come dice Walter Basso, le nostre associazioni non hanno mai proposto queste scorciatoie alle nostre aziende, perché sappiamo che non sono così limpide e tranquille, non è vero che non ci sono rischi, anzi approfitto di questa trasmissione per trasmettere proprio questa cosa alle nostre aziende. Sì, e poi devo chiudere. Perché a volte succede che quello che risparmi oggi lo paghi moltiplicato per 10 tra qualche anno, quindi fate attenzione. Parlo Grazie Gianni. di quelle che fanno trasporto internazionale, che fanno trasporto nazionale e che utilizzano questi metodi per fare trasporto nazionale. Giusto. Allora, detto che il fenomeno è in aumento, con il sindacato dei lavoratori si è più volte sollecitato di affrontare questo problema. In che modo? In particolare suggerendo, proprio perché c'è stato attraverso qualche rinnovo contrattuale l'occasione di incontrarli anche i vertici, è stato richiesto al sindacato dei lavoratori, ma perché non proviamo a prevedere una riduzione del costo del lavoro? Non sto parlando di busta paga, perché il lavoratore, chi fa questo lavoro, chi fa il conducente, chi guida un camion, fa un'attività che è molto particolare, sta sempre fuori, come dicevi tu prima, molto spesso in condizioni molto disagiate. Bene, allora si diceva non di ridurre il costo, non di ridurre la busta paga, perché nessun autotrasportatore che ha un'azienda, che è imprenditore, vorrebbe ridurre la busta paga al dipendente, ma vorremmo ridurre il costo del lavoro. Esatto, questo potrebbe creare un po' di concorrenza un po' più positiva. Di 2.000 euro, 4.000 come costo è insostenibile quando ormai abbiamo concorrenti di tutti i tipi. E per finire... Sì, Gianni, devo chiudere, quindi, prego. Le aziende virtuose, allora la proposta è stata: per le aziende virtuose facciamo in modo di ridurre il costo del lavoro. Le aziende che pagano i contributi, tengono i lavoratori italiani, sono in regola con il versamento delle tasse e di tutti gli aspetti fiscali che riguardano l'attività di un'azienda, facciamo in modo che abbia un costo del lavoro ridotto. Premiamo le aziende virtuose, perché continuare a colpire chi fa il bandito e in questo modo poi alla fine colpire tutti non serve a niente, non porta da nessuna parte. Bisogna, signori miei, cominciare a premiare chi fa bene il proprio lavoro, chi fa bene il proprio mestiere. Satini, ti devo ringraziare congedandoti, grazie. Ciao Gianni. Grazie Emiliano. Grazie Gianni. Grazie. Ciao. Purtroppo in diretta c'è sempre poco tempo di aver ascoltato ancora Gianni e naturalmente Walter Basso, perché ne sanno e sono dentro a questo settore. Quindi vi devo salutare, ma sappiate che noi torniamo subito dopo il meteo e la pubblicità con un'altra tematica sempre sul lavoro. Quindi grazie ancora una volta a Walter Basso, segretario provinciale FITA CNA Padova. Grazie a voi. E adesso lancio il meteo. Amici del Triveneto, ben ritrovati, un saluto come sempre da Giuseppe De Ventis. Nella giornata di mercoledì e giovedì è giunta aria un po' più fresca, adesso però vedete questa proboscide anticiclonica tenderà a piegare verso est e quindi a coinvolgere anche il nord Italia. Cosa significa? Che le temperature giorno dopo giorno tenderanno ad aumentare, tenderanno a guadagnare
qualche grado. Tuttavia, nella giornata di venerdì prevediamo un po' di nuvolosità. Nuvolosità inizialmente soprattutto sul Triveneto, quindi su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Proprio sul Trentino Alto Adige non escludiamo qualche scroscio di pioggia, soprattutto in Alto Adige, al confine con i rilievi del Veneto. Nuvolosità che tenderà a coinvolgere anche l'Emilia Romagna, soprattutto nella seconda parte della giornata, tuttavia non prevediamo fenomeni degni di nota, per lo più nuvolosità di scarsa consistenza e comunque tenderà a tratti ad oscurare il sole. Vediamo le temperature minime, sempre piuttosto freschine, infatti guardate i valori potranno oscillare anche attorno ai 7-8 gradi centigradi o addirittura localmente più in basso in alcune vallate, però le temperature massime risulteranno primaverili con valori attorno ai 22, 23 o 24 gradi, quindi davvero piacevoli. Qualche rinforzo del vento ci sarà da nord. Per ora è tutto, non mi resta che augurarvi un buon inizio di fine settimana.